L'alzabara solenne nel cortile del Palazzo del Bo, il cuore della vita accademica. Il saluto commosso e carico di gratitudine al professor Federico Rea, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Dipartimento di Chirurgia, stroncato da una forma di leucemia rara e aggressiva a 68 anni. La famiglia del professore ha ricevuto l'abbraccio e l'affetto dei tanti colleghi di ospedale e di università che hanno ricordato i grandi meriti del professor Rea, ma anche dei pazienti curati nel corso degli anni e salvati grazie alla sua bravura, umanità e capacità che erano riuscite a portare il Dipartimento ai massimi livelli in Italia, come ha ricordato Giuseppe Dalben, direttore generale dell'azienda ospedaliera. Una persona che mi ha sempre proposto progetti innovativi, di valore, ma con grande entusiasmo, una persona che poneva i problemi, ma nello stesso tempo anche le soluzioni. E per me è stato veramente un onore camminare al fianco del professor Rea e un onore averlo conosciuto e condiviso questa esperienza di direzione aziendale. Era un punto di riferimento importante per l'azienda, l'ha portata a livelli nazionali per quanto riguarda appunto il trapianto del polmone. Il professor Rea ha lavorato fino a pochi giorni prima di morire. È stato in sala operatoria per effettuare un intervento delicato nonostante fosse debilitato dalla febbre e in un suo ultimo messaggio ha consigliato le dimissioni per il paziente che ha seguito fino alla fine. Il professor Rea era tante cose, era sicuramente un nostro professore, un accademico e avete visto quanti ruoli ricopriva, direttore del Dipartimento universitario, senatore accademico, ma soprattutto era un grandissimo chirurgo e un grandissimo medico. Il suo primo pensiero e il suo primo, penso, impegno era proprio quello nei confronti dei pazienti. Presenti alla cerimonia solenne il sindaco di Padova Sergio Giordani e il governatore del Veneto Luca Zaia.